Signori, bentornati in questo nuovo episodio con Far Cry 4. Nello scorso episodio non solo siamo scappati dalla prigione di Yuma, ma abbiamo anche liberato la strada verso il nord, il ponte reale di Pagan Min. L'abbiamo distrutto, un combattimento intenso che ci ha permesso di accedere a tutta la zona nord. Vi avevo detto nello scorso episodio che mi sarei fatto questa torre, questo avamposto, però alla fine sto registrando di fila e quindi ancora non l'ho fatto. Detto questo, io andrei subito da Amita, così almeno proseguiamo questa missione, perché ci stiamo avvicinando veramente a Pagan Min. Tra l'altro qua c'è una nuova missione di Longinus, quindi potremmo volendo andare da Longinus, ma io seguirei quella di Amita perché è molto più principale di quella di Longinus, quindi proseguirei così dal momento che ce le abbiamo. Poi se non dovessimo avere più missione, per esempio tipo di Amita o di altri personaggi più principali, andremo a seguire quelle un po' secondarie. Allora, finalmente raga, ho messo i tasti per la radio. Che cazzo, almeno la spegniamo. Ogni volta che sono sul veicolo è sempre stato un incubo. Mi raccomando, raga, al solito di lasciare un mi piace di supporto in questa serie, perché per voi il mi piace non costa niente, a me cambia tantissimo. Se volete vedere ancora sul canale giochi di una certa importanza, raga, giochi che ci hanno segnato, che hanno segnato spesso e volentieri la nostra infanzia, come nel caso di Far Cry 4. Cioè, voglio dire, Far Cry 4 è stato veramente un giocone ai tempi. Buon uomo! Sono morto. Male, aggiungerei. Sono con 1 di vita. Io direi che ce ne possiamo benissimamente andare a fare in culopoli. Prendiamo sta cazzo di radio e ce ne andiamo direttamente da Amita. Però sapete che, pensandoci bene, non sarebbe stato male su Far Cry 4 la guida dei veicoli anche in terza persona. Cioè magari una visuale skippabile. Per quanto siano curatissimi comunque i veicoli per la prima persona, raga, come vedete veramente sono fatti bene i veicoli. Anche proprio come il personaggio gira lo sterzo, non è male. Oddio, ma c'è un corazzato dietro qua. Buon uomo! Se ne vada, preda fuoco. Poi una cosa che dispiace è la lentezza di queste auto. Mamma mia raga, veramente lentissime. Insegui e uccidilo. L'ho fatto. Ma sono vicinissimo raga, io andrei a piedi invece. Non si sa mai, qualche avamposto. E infatti mi sa che è un avamposto. Guardate qua che c'è. Allora vediamo se riusciamo finalmente a fare una roba furtiva. Ci proviamo sempre, non ci riusciamo mai. Ok, dobbiamo conquistarla sta roba? Ma no, ma non c'è nessuno. È un posto libero. Delle note, lunga vita al re. Ma ci sono robe di propaganda qua. Scusa, ma toglietele ste robe. Allora voi state con Pagan. Siete dei bastardi. E qua c'è un mercante, eh? Buongiorno, signorina. Nuova arma sbloccata, il D2. Attenzione, è tipo un pompazzo. Oh, posso vendere tutto per 130k, si gode. Allora, noi dobbiamo andare a 40 metri di qui. Qua ci sono tutti i cartelloni di Pagan. È qua che dovremmo entrare, vediamo. Il mattino. Ti aspettano al piano di sotto. Ma che cazzo c'è? Tipo una stanza segreta? Madonna. Ma chi c'è qua? Grazie per averci riunito con il Sentiero d'Oro a sud. Di ad Amite Sabal che siamo pronti alla lotta. Hanno scelto dei... Shh. No, vabbè. No, è la mia famiglia. Oh, questo. Oh, mi piace. Cos'è, Mogano? Ma guardala. Una bella coppia in una bella casetta. Proprio brava gente. Dunque, sai che mi hanno detto che per scoprire la vera ospitalità di Utkarsh, allora bisogna andare dai Ranas. No, abbiamo chiesto a tutti e tutti ci hanno detto la stessa cosa. Loro sono i più ospitali. Chiacchierano con tutti. Con tutti, ho chiesto. Con tutti, dicevano. Erano così convinti che ho deciso di scoprirlo di persona. È carino. Ecco, insomma, volevo avvisarvi.
Avvisarci? Eh sì. Ora, non so se lo sapete, ma mi dicono che da queste parti c'è gente molto poco raccomandabile. E sono preoccupato che questa gente, questi terroristi, possano abusare della vostra ospitalità, rovinando questa bella reputazione. Sarebbe un peccato se succedesse. Certo. Madonna, raga, che scena. Bene. Mi consentite dunque di proteggervi? Voi e la vostra reputazione? Grazie. Sì, Remin. Ogni tuo desiderio è un ordine. Sono contento che siamo d'accordo. Bene. Non vi ruberò altro tempo. Ci vorrà solo un momento. E poi dicono che ho perso il contatto coi sudditi. No! Ti uccidono! Voglio Pagan. Signori, scusate per la pausa, ma che cazzo abbiamo visto? Pagan! Lo sto inseguendo! Ah dai, puoi mettere fine a tutto. Lo so! Oh, mamma mia, ma che cazzo di doppietta ho preso io? Porca miseria, veloce, 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 veloce. Prendi il girocottero. Aspetta, prima il forziere, non farla allontanare troppo Pagan. Ho capito, dammi il tempo un attimo. Ah, quindi cos'è? Ci siamo? Posso uccidi Pagan Min? Ecco, non mi ricordo che andasse così. Non lo so, ci provo in ogni caso. Veloce. Il terzo di merda. Perché sbanda sta roba? Levatevelo di dosso! A me viene male con il girocottero. Scusa, sarebbe più figo un veicolo, perché seguirlo così, a meno che lui si fermerà da qualche parte. Provo a seguirlo senza fargli niente. È impossibile seguirlo così. Anche perché mentre scendo e cammino sbanda. Oddio, ma si è investito un buon uomo qua. Mi sta facendo passare in 20.000 avamposti. E io ho l'arma sbagliata. Scusami, prendi questo. Prendi questo. Veloce. Vado con questo, signori. C'ho la lapetta. C'ho la lapetta, è meglio, è meglio. No, non ti buggare. Va bene. Via, veloce. Mio Dio. E sta roba è lentissima, raga. Ma che cosa posso farci? C'è pure l'elicottero. La vedo male. Uccidi Pagan. Siamo arrivati? Oh cazzo. Siamo arrivati. Sì, qua c'è la macchina. Ma è qua. Buon uomo. No. Oh cazzo. Porca puttana. Oh mio Dio. C'è pure l'elicottero. Ma che bordello. Mio Dio, raga. Mio Dio. Levati dal cazzo. Ce l'abbiamo un colpo di lanciarazzi? Sì. 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 Qua dovrebbe esserci Pagan, eccolo. Dio mio, l'ho preso? Non so se l'ho preso, io andrei di pompa. Oh, è morto! È morto! Missione completata, verità e giustizia. Non mi ricordo il finale così, quindi c'è qualcosa che non va. Ciao Ajay, ti sono mancato? Sì, dai, un po'. Pagan! Che ho ucciso! No, mi hai appena rovinato un ottimo soldi astempiato. Sai quanto mi era costato farlo? Non era nemmeno asiatico, tu pensa. Veniva da Melbourne, credo. Il suo crimine fu di nascere con degli zigomi perfetti. Chi credi che ci sia sulle banconote? Non importa, acqua passata. Direi che alla prossima saremo solo io e te. No, vabbè, raga, era un sosia. Cioè, vi rendete conto? Un cazzo di sosia, signori. Mamma mia, vabbè, mi ricordavo che non finiva così. Troppo bello, se no. Per essere vero, eliminarlo così, troppo facile. Allora, direi che intanto qua forse c'è una lettera perduta. Eccola qua.
E queste sono esperienze, ce ne sono 20 in tutta la mappa e io l'ho presa. Possiamo, volendo, proseguire con le missioni del Sentiero d'Oro. Ne abbiamo una qui vicino a Longinus, però a sto punto farci la torre mi sa che è un po' d'obbligo, quindi io mi vado a prendere quella torre lì. Ok signori, siamo arrivati alla torre, c'è gente, c'è... E noi ce ne fottiamo, andiamo dritti come un treno. Guardalo lì, freddiamo tutti. Buon uomo. L'ho mancato malissimo, ce n'è un altro. C'è pure propaganda qua. Oh, perfetto, la 10ª antenna conquistata, raga. Oh, e adesso che abbiamo fatto tutto qui, questa zona è libera, potremmo andarci a fare gli avamposti. Tipo uno qua, ne abbiamo. Ma sì, dai, ce lo spariamo un avamposto, raga. Allora abbiamo, sì, le frecce e i coltelli da lancio ce li abbiamo. Quindi diciamo che la cosa furtiva, volendo, si potrebbe fare. Già ne vedo uno lì. Ci siamo infiltrati, ce l'abbiamo una siringa caccia. Merda, mi mancano le foglie blu. Ok. Calma. Li ho fatti tutti. A caso. Va bene, furtivo però, furtivo, raga. Conta furtivo, completamente a cazzo. Ok signori, siamo tipo infrascati tra le montagne e stiamo cercando di raggiungere questo benedetto avamposto. Guardate qua che stradine che stiamo facendo, bellissime, raga. Paesaggi uno più bello dell'altro praticamente. E dobbiamo salire per questi sentieri così. Guarda che bello, raga. Ma che bello, Oddio. Fratello, freddiamo gente, signori. Questo è incluso nel pacchetto. Ho trovato delle molotov. Vabbè, niente di interessante. Allora, siamo vicini, signori. Mancano 50 metri, abbiamo l'avamposto. Io salirei da qui, vediamo se abbiamo una buona visuale. Ah, siamo proprio arrivati del tutto. Avamposto di Birabata. Ne abbiamo uno qua, uno lì, uno qua, un altro qua. Un sacco di corazzati ci sono, raga. Lì ce n'è un altro. Perfetto. Allora questo qui qua è da solo. Possiamo eliminarlo. Aspetta, questo va a controllare. Perfetto così. Non mi ha visto. Calma. Qua è un po' complicata la situation. Liberiamo l'orso. E gli danno fuoco con lanciagranate. Facciamo così. Oh cazzo. Non doveva andare così. Distruggiamo qua la là. Ah no, già è distrutta. Sì, prova a suonare l'allarme. Niente, vabbè, non è furtivo, ma di gran cazzi. Questo è morto. E l'ultimo abbiamo il missilozzo, signori. Finiamo in bellezza con questo colpo di bazooka a mezza trickshot. Guarda lì. Ok, adesso che abbiamo conquistato questo avamposto, signori, possiamo dirigerci finalmente alla missione del Sentiero d'Oro per vedere cosa succede. Sicuramente sarà un'altra scelta tra Amita e Sabal. Vediamo chi dei due mi convincerà di più. Mi sa che ci siamo, signori. Siamo in cima, se non erro. Sì. Oh, dei kit, godo. Oh, e ci sblocchiamo l'11ª torre della vita. Poi, come vedete, sto cercando di fare dei video un po' più brevi, ma comunque più densi, perché facciamo un sacco di roba per episodio. Sono almeno 3 missioni, tipo più avamposti, cose. Quindi non male come avanzamento. E niente, allora ci tocca, adesso abbiamo fatto tutto, andare lì. Allora, siamo arrivati. Questa è la tenda, il campo della vita. Buon uomo, posso vendere delle cose qua? Ti vendo tutto io a te, il nostro Alfredo sempre disponibile. Ma figurati, vediamo cosa ci diranno qua, signori, sono curiosissimo. Oh vabbè, Sabal, che cazzo stai facendo qua? Un film? Sei un cinema hai montato. Ajay, appena in tempo. Pagan sta per trasmettere. Di che si tratta? Non si sa, fratello. Stiamo per scoprirlo. Che personaggio Sabal, raga.
del Kirat. Sono certo che sarete lieti di sapere che le notizie sulla mia morte sono completamente false e tendenziose. Sono vivo e va tutto alla perfezione. Ma la vita porta a cambiamenti. E io vi imploro, figli del Kirat, guardate il mio esempio e capitene l'influenza positiva. Il cambiamento richiede forza. E io so che la forza non vi è mai mancata. Dunque, di recente ci sono stati dei cambi organizzativi. La signora Noor e il signor Paul de Plaire, dopo anni di fedele servizio, hanno rassegnato le dimissioni. Sono sicuro che, come me, gli augurerete buona fortuna. Ma come loro dobbiamo guardare avanti, non indietro. L'attentato ai miei danni non è altro che un sintomo della paura di cambiare. Tranquilli. Yuma Lau, il mio fidato braccio destro, a capo delle operazioni minerarie dello stabilimento K&O, si frapporrà fra me e qualunque aspirante assassino. Lei è pronta a morire, pur di proteggere la mia persona. Avanti, vi sfido. Provate a metterla alla prova. Questa Yuma comunque sembra pericolosissima, Il cambiamento è positivo. Accettatelo. Il re è vivo. Gioite. E Yuma è proprio come una sentinella, in attesa. Fatevi sotto. Mamma mia. Non è che ha detto chissà che cosa. Comunque da notare c'è scritto Kirat nella bottiglia. Cos'è? Vino, whisky, Pare vodka. che ci stia sfidando. Le miniere. Sai cosa fare? Facciamo tutto noi. Loro non fanno un cazzo, signori. Ma sti gran cazzi. Dice, ma io sono qui, guardo la televisione. Ma chi se ne frega, diglielo. Va bene, va bene. Allora, direi che abbiamo una missione abbastanza chiara, quella di raggiungere la miniera d'oro di Yuma. Magari forse proveremo a uccidere Yuma in questa missione. Sarebbe veramente il top. Tra l'altro la miniera è pure qua. Bene, abbiamo il nostro quaddino. Certo, lei ha questa fissazione comunque con i cosi dello Shangri-La, con i tanga che noi troviamo. Ecco perché fa le spedizioni in montagna. Bello però. Comunque siamo arrivati in teoria. Adesso vediamo qui cosa ci toccherebbe affrontare. Io spero di uccidere Yuma proprio in questa missione. Vediamo, cerca Yuma. Speriamo di trovarla a sto punto. Miniera Keo di Svargia. Che poi c'hanno dei nomi veramente impronunciabili. Ma qui è tutto chiuso, dove vado? Passo di qui. C'è qualcuno qua? Madonna. Ma non è che questa è la miniera da dove siamo scappati? Qualche episodio fa? Qui non c'è nient'altro. C'è una nota. Pergamena. Cos'è? No, mi ha drogato! 30 fps nei filmati. Ah, sì. Ah, lui è il nostro personaggio, è il nostro protagonista quando siamo nello Shangri-La. E ora? Patetico! Pagan manda un ragazzino come te a uccidermi? Dopo tutto quello che ho fatto per lui? Prima che arrivassi quella troia di tua madre non temeva niente. Nulla gli resisteva. Perché mia madre è una troia, scusami. Ma vedo delle visioni, un fiume di sangue. C'era Mita che diceva porta tutti i bambini da me per salvarli, perché Mita non vuole che i bambini si sposino. Io, ma dove cazzo sei? Fatti vedere, ti sparo e fine, no? Chi cazzo siamo? Un cacciatore? Ma vabbè, ma è potentissimo quest'arco. Oddio. Sto prendendo fuoco, scusami, spegni le fiamme. Madonna, che bordello. Ho mentito a me stessa. Credevo che sarebbe migliorato. Doveva migliorare. Ma no. Sì. ciò che è rotto non si ripara. Che Rimane culo. debole. Ma Oh mio Dio. Pagan mi ha sconfitto.
Ok. Ne lo farà Nel questo caso. paese. E tu... nemmeno tu ce la farai a sconfiggermi! Ma che cazzo vuoi da me? Lasciami stare, io volevo solo spargere delle cazzo di ceneri. Riportali da me, basta, hai rotto il cazzo. Oddio, ma c'è gente. Non mi fa usare l'arco. Sono in una fase tipo di filmato. Cos'è? Qua c'è Yuma. Mi hai presa. Ma è nuda di nuovo. Ma aspetti, Yuma, di provocarmi così. Basta con questo gioco. Show qua. Che sciocco o scio qua o sono qua? Cosa hai detto? Cos'è? È un po' erotica sta scena, più che... Sappiamo entrambi cosa vuoi. Niente giocattoli. Ti prego, Jai, non farti... Non farti coinvolgere dalla figa. Show qua. È ora di morire, Ajay. È ora di Ma fare che quello che cazzo? Pagan non farà mai. Uccisi e dare il pasto alle tue ceneri ai maiali con quelle di tua madre. Non capisco, perché ce l'hai così tanto con mia mamma? Ma dov'è cazzo è? Uccidi Culling. Ah, è lui, è uno solo. L'ho preso? Eh sì, però se scompare così io non lo vedo. Che mira del cazzo, aggiungerei. Ma non lo vedo. Perché lo manco? Ma guarda. Ma è impossibile. Aspetta, mi tolgo la freccia che mi ha infilzato, buon uomo. L'ho preso. E segui un abbattimento. L'ho preso? L'ho preso, è morto, non lo so. Non ci sto capendo nulla, raga. Oddio, chi è? Di nuovo, è ancora vivo. Ah, ci sono pure altri nemici. Dio, ma c'è la tigre dello Shangri-La. Lui praticamente, raga, è il protagonista nostro quando siamo nello Shangri-La. Sono finiti? No, c'è ancora... Ma io sono tutto storto comunque con la visuale, eh. Sono morto, sono morto. Curati, curati, curati. Madonna mia. L'ho preso. Ma che culo. Vieni qua, bastardo. Quante volte devo farlo? Oh, penso sia morto. Mi aspettavo tipo la classica scena dove tu lo uccidi e poi alla fine non è lui, hai ucciso una persona a caso. Era Yuma? Era Yuma, quindi l'abbiamo... Però, 2 botte si potevano dare prima, eh. Poi magari la uccidevamo comunque, ma almeno avrebbe avuto senso. Quindi abbiamo ucciso Yuma. Rivincita, decidi il destino di Yuma. Non è che l'ho deciso, non potevo fare. Amita, Yuma è morta. Hai ucciso il demone di Durkesh. Non temere, Ajay. Pagan è il prossimo. A posto, mamma mia. Allora, signori, direi che noi... Sì, ci salutiamo qui perché abbiamo poi un sacco di roba da fare. Io in vostra essenza proverò a liberarmi tutto quello che c'è da liberarsi, tipo avamposti, così poi nel prossimo episodio proveremo ad andare avanti sperando di arrivare a una fine. Se vado su progressi, per esempio, rimangono 2, 3, 4, 5, 6 missioni. Calcolando che ne facciamo circa 3 episodi, quindi sono 2 episodi. Quindi ci stiamo avvicinando alla fine. Bene, signori, io vi ringrazio come al solito per, insomma, per aver supportato questa serie, per continuare a seguirla. Abbiamo sbloccato finalmente l'abilità che ci permette di avere il massimo della vita.
Cosa che io non vorrei fare perché vorrei sbloccarmi ste robe qui. Però per sbloccare queste ci vuole lo Shangri-La di fare. Possiamo però fare questo qui. Scatta all'infinito, finalmente. E che cazzo, a questo punto ci potenziamo pure questa, l'elefante. E siamo a posto. Niente signori, per questo episodio vi saluto. Mi raccomando di iscrivervi al canale se non siete iscritti. Lasciate un mi piace, supportate il mondo, perché le prossime serie dopo Far Cry 4 ragazzi saranno delle serie storiche ed epiche. Alla prossima.